La salsa di pomodoro in Sicilia non si fa con l'aglio, si fa con la cipolla. Il mio piatto preferito? Pasta alla norma. Ingredienti per una grande norma. Pomodoro, pelato d'inverno, rigorosamente fresco d'estate. Ricotta salata, immancabili le melanzane. Basilico, cipolla. Io ci metto anche un po' d'aglio, ma si fa con la cipolla. È un bel formato di pasta. Allora, cominciamo con le melanzane. Lavatele, pelatele. Io faccio in modo di ritrovarmele zebrate, non per intero perché poi diventa troppo masticante, ma la buccia è importante per il gusto della melanzana fritta. Diamo di frittura poche per volta, noi gli togliamo l'acqua in più perché quello è gusto e non lo dobbiamo buttare. Friggiamo una prima volta e poi li friggeremo una seconda volta. Allora, vedete, scoliamo. Le melanzane in questo primo momento saranno abbastanza cariche di olio. Lasciamo che l'olio si scaldi ancora un poco. In questa seconda fase perderanno di nuovo l'acqua e l'olio. L'olio si è scaldato un'altra volta, l'abbiamo portato a temperatura più alta, circa 180 gradi. E mo' che le melanzane hanno riposato, vedete che buttano l'olio? Noi glielo facciamo perdere nell'olio. Adesso le mettiamo a scolare. Ricordatevi, a noi piacciono i gusti abboccati e quindi cipolla dolce. Ogni chilo di pomodoro non più di 50-60 grammi di cipolla. Olio d'oliva, cipolla e facciamo andare dolcemente un paio di spicchi d'aglio in camicia schiacciati. Il pomodoro. Adesso ci aiutiamo con un goccino d'acqua. Un po' di basilico adesso. Oh, mi raccomando, per la norma, basilico abbondante. La nostra mezz'oretta se n'è fatta. Ovviamente se è una pelata bisogna di cucinare di meno. Se si tratta di pomodoro fresco fatela cucinare di più. E poi, immancabile a casa, un pizzico di zucchero, rende tutto più buono. È tutto pronto, le melanzane vengono messe alla fine perché sennò diventano una porcheria. Buttiamo la pasta. Pasta cotta, in padella mettiamo la nostra salsa. Rigatoni, anche con un po' d'acqua, sì, abbiamo di bisogno per mantecare, belli al dente, e li facciamo finire qui. Un filo d'olio buono, vai con le melanzane, belle, piene, cariche. Ora basilico. E una pioggia di ricotta salata, di pecora. Signori, siamo pronti, andiamo all'impiatto. Se sapeste che profumo che c'è qui. 2 piatti, uno è per voi e uno è per me. Come vedete non abbiamo lesinato sul condimento. E se no che mi mangiavo pasta e pasta. Vogliamo esagerare? Ecco qua. È rimasta un po' di salsa. Mettiamo pure su. E per non farcela mancare, un'altra grattugiatina di ricotta salata. E come si dice dalle mie parti, fate i bravi!